Allora, ciao a tutti, sono Pietro Kociancic e oggi è il 24 dicembre del 2015. Ora voi potreste pensare che faccio questo video per farvi gli auguri di Natale. Ah! No, non è assolutamente così, perché da che mondo è mondo il Natale è il 25 dicembre, quindi gli auguri di Natale si fanno a Natale, mica i giorni prima. Allora, come dire, allora lo faccio il 15 agosto, già comincio a fare gli auguri di Natale. Oh, non è che c'è differenza fra una settimana prima e 6 mesi prima a sto punto. No, è come se facessi, non so, gli auguri per un buon 25 aprile, non so, il 26 aprile, però per l'anno dopo, non va mica bene. Stessa roba per Natale, invece è tipo una settimana che non si fa altro che leggere un po' dappertutto, buon Natale, buon Natale. Oh, ma buon Natale cosa? Buon 10 giorni prima di Natale, buona antivigilia di Natale. Tra l'altro antivigilia non bisognerebbe fare gli auguri, perché essendo antivigilia è nemica della vigilia, e allora insomma fa tutto il contrario, cioè ti dovrei dire auguri di cattivo Natale l'antivigilia, poi la vigilia uno può anche un po' liberalizzarsi, però insomma tutto questo per dire che c'è un po' di confusione, perché tutto è tutto su Natale, no? Non si ricorda più neanche altre date importanti come l'antivigilia di cui ho parlato prima. L'antivigilia è tradizionalmente la nemica della vigilia, e allora bisogna fare il contrario. Un tempo nelle campagne in antivigilia si strappavano i regali, si diceva che Babbo Natale non esisteva, poi la vigilia, no, stavo scherzando, in realtà era così. Un po' come Ferragosto. Chi festeggia più per esempio il tradizionale Babbo Ferragosto? Nessuno. Ecco, insomma, tutto questo è segno, sapete che Babbo Ferragosto, spero, no? Quello che vive al Polo Sud, che ha la slitta trainata dai delfini perché è estate, che regala costumi da bagno ai bambini che fanno i compiti delle vacanze. Ecco, non se lo ricorda più nessuno perché queste tradizioni un po' si perdono, ecco. Così anche la tradizione di fare gli auguri il giorno giusto. Allora, tipo il compleanno, sono quelli che buon compleanno, poi in realtà è 7 giorni dopo, però uno non se lo ricorda più, allora va sul sicuro e fa un augurio a caso. Secondo me perché tanta gente non si ricorda che il giorno precisamente è Natale, che è, come sapete tutti quanti, quando è Natale? Vabbè, è un giorno, però bisogna ricordare, adesso poi guardo sul calendario, quindi sostanzialmente bisogna fare gli auguri il giorno giusto, e quindi oggi non ve li faccio, quindi dico non auguri, va bene? Ciao a tutti e meditate su quello che ho detto. Ciao!